Quando pensiamo al nord Italia, spesso ci vengono in mente le immagini di grandi città come Milano, Torino, Venezia, cuori pulsanti dell'economia, della moda e dell'arte moderna. Ma oltre il frastuono delle metropoli, un tessuto ricco di storia, tradizioni e cultura si snoda silenziosamente lungo il paese. Questo tessuto è dato dai borghi, quei piccoli paesini che sono gemme autentiche d'Italia e che conservano l'essenza di un patrimonio che ha plasmato la nazione nei secoli. Questi luoghi sono custodi di un'eredità culturale inestimabile, dove tradizioni secolari continuano a vivere nelle festività locali, nei mestieri artigianali e nelle ricette tramandate di generazione in generazione. In questo video, viaggeremo attraverso quelli che secondo noi sono i 50 borghi più belli del nord Italia e scopriremo luoghi unici e caratteristici, dove la bellezza naturale incornicia storie di vita quotidiana, poco cambiate nel corso dei millenni. Numero 1. Courmayeur. Situato all'ombra del Monte Bianco, Courmayeur è un borgo che cattura l'essenza della vita alpina. Sebbene sia rinomato per le sue piste da sci, questo borgo ha molto da offrire durante tutto l'anno. Le sue vie storiche sono un invito a passeggiare e scoprire piccole botteghe artigiane e caffè dove gustare la cucina locale. I sentieri escursionistici che circondano il borgo sono accessibili a tutti i livelli e offrono viste spettacolari sulle cime innevate. Per gli amanti del benessere, le terme locali offrono relax e trattamenti a base di acque minerali naturali. Inoltre, la cucina è robusta, ideale dopo una giornata di attività. Vale sicuramente la pena di provare la fonduta e gli gnocchi alla valdostana, piatti che riflettono la tradizione culinaria della regione. Numero 2. Bressanone. Questo antico borgo, nel cuore del Trentino Alto Adige, è un gioiello di storia e cultura. Bressanone attira i turisti con il suo splendido duomo e i chiostri, esempi magnifici dell'architettura ecclesiastica della regione. I musei locali, come il Museo Diocesano, espongono opere d'arte sacra e artefatti che narrano la ricca storia della città. Per gli amanti della natura, le Dolomiti offrono panorami incredibili e un'infinità di sentieri per trekking o ciclismo. Durante l'inverno, la città si trasforma con i mercatini di Natale, un'occasione perfetta per assaporare i dolci tradizionali, mentre si ammirano le luci e le decorazioni festose. Numero 3. Ortisei. Nel cuore della Val Gardena, Ortisei è famoso per la sua tradizione nell'intaglio del legno, un'arte che si può esplorare attraverso gallerie e botteghe sparse per il borgo. Con le sue sculture lignee, Ortisei offre un tuffo nella cultura locale attraverso il lavoro degli artigiani che continua da generazioni. Inoltre, le Dolomiti circondano il borgo, rendendolo il punto di partenza ideale per escursioni sia estive che invernali.
Anche le chiese, ricche di arte sacra e architettura affascinante, meritano una visita. La città è anche un hub per gli amanti degli sport invernali, con accesso a piste da sci di fama mondiale e percorsi per lo sci di fondo. Numero 4. Bobbio. Nella regione dell'Emilia-Romagna, Bobbio è un borgo storico che si estende lungo le rive del fiume Trebbia, le cui acque cristalline sono state descritte da Ernest Hemingway come le più belle del mondo. Il borgo è famoso per il suo monastero, fondato da San Colombano nel 614 d.C., che è stato un centro vitale di cultura religiosa e intellettuale durante il Medioevo. Oggi, il borgo conserva un fascino tutto suo, con le sue strade acciottolate, il Ponte Gobbo e i numerosi edifici storici che offrono uno spaccato della vita rurale italiana. Numero 5. Burano e Murano. Burano e Murano sono due isole della laguna di Venezia che offrono esperienze uniche e affascinanti, ciascuna con le proprie tradizioni secolari e bellezze distintive. Burano è celebre per le sue case vivacemente colorate, che si riflettono nei canali, creando un'atmosfera pittoresca e accogliente. Quest'isola offre una pausa dal trambusto di Venezia, con un'atmosfera rilassata e un autentico senso di comunità isolana. La tradizione del merletto è profondamente radicata, e le botteghe sparse per il borgo permettono di vedere da vicino questa antica arte, apprezzando l'abilità degli artigiani locali. Murano, invece, è conosciuta in tutto il mondo per la sua secolare tradizione nella lavorazione del vetro. Questa isola attira visitatori interessati all'arte e alla storia di questo affascinante artigianato. Le fornaci, alcune delle quali ancora attive e aperte al pubblico, offrono dimostrazioni affascinanti di come il vetro viene soffiato e modellato in intricate opere d'arte. Passeggiare lungo i tranquilli canali di Murano offre una piacevole pausa dalla più affollata Venezia, permettendo di immergersi nella serenità del luogo. Entrambe le isole, con le loro tradizioni artistiche e le atmosfere uniche, rappresentano un'immersione nella cultura e nella storia della laguna veneziana. Numero 6. Limone sul Garda. Sul romantico lago di Garda, Limone è un borgo che merita una visita, per la sua splendida posizione e il suo fascino storico. Il nome Limone deriva probabilmente dalle antiche serre di limoni del luogo, alcune delle quali sono ancora visitabili oggi. Il lungo lago è un luogo perfetto per passeggiate rilassanti, offrendo viste stupende sul lago e le montagne circostanti.
La città vecchia, con le sue strette viuzze e piazze, è ricca di negozi, ristoranti e caffè, dove si può gustare il pesce fresco del lago e altri piatti locali. Durante l'estate, il borgo diventa un vivace centro di attività con festival e concerti che animano le serate. Numero 7. Portofino. Immerso nella splendida riviera ligure, Portofino è un piccolo borgo di pescatori che è diventato sinonimo di eleganza e vita esclusiva. Le case color pastello, che si affacciano sul piccolo porto, creano un'atmosfera magica, specialmente al tramonto quando le luci si riflettono sull'acqua. Il borgo è anche famoso per le sue boutique di lusso e ristoranti gourmet, ma anche per i sentieri che offrono escursioni panoramiche sul mare e attraverso il parco naturale. La piazzetta, che è il cuore del borgo, è il luogo ideale per assaporare un aperitivo e osservare la vita quotidiana che si svolge intorno al porto. Numero 8. Tellaro. Situato sulla costa ligure, Tellaro è classificato come uno dei borghi più belli d'Italia. Questo piccolo villaggio di pescatori è meno conosciuto rispetto alle vicine Cinque Terre, ma non meno affascinante. Le sue case colorate si affacciano direttamente sul mare, creando un paesaggio caratteristico perfetto per gli amanti della fotografia. Le strette vie in pietra conducono a piazzette nascoste e da una piccola chiesa che si affaccia sulle acque cristalline. Numero 9. Asolo. Questo incantevole borgo, spesso definito la città dei 100 orizzonti, è nascosto tra le colline del Veneto. La sua posizione panoramica offre viste spettacolari sulle circostanti vallate ricche di vigneti. Asolo è un crogiolo di storia, arte e architettura, con il suo castello medievale, antiche mura e palazzi eleganti. Le sue strade e piazze sono un invito ad esplorare a piedi, scoprendo botteghe artigiane, caffè storici e ristoranti che servono piatti tipici veneti. Questo borgo ha ispirato molti artisti e scrittori, tra cui Robert Browning e Freya Stark, che hanno trovato qui ispirazione e rifugio. Numero 10. Canale di Tenno. Nascosto tra le montagne del Trentino, Canale di Tenno è uno dei borghi medievali meglio conservati d'Italia. Le sue strade strette e i muri in pietra trasportano i turisti indietro nel tempo. Famoso per il suo mercatino di Natale e per la Casa degli Artisti,
Canale di Tenno offre un'atmosfera unica, dove l'arte e la storia si incontrano. Durante l'anno, il borgo ospita vari eventi culturali che valorizzano le tradizioni locali, rendendolo un luogo vivo e accogliente per chiunque cerchi un'esperienza autentica. Numero 11. Monte Isola. Questa perla del lago di Seo è la più grande isola lacustre d'Europa e offre un rifugio tranquillo, lontano dal trambusto quotidiano. Monte Isola non permette l'accesso alle auto, rendendo l'aria fresca e il paesaggio sereno ancora più apprezzabili. I visitatori possono esplorare il borgo in bicicletta o a piedi, scoprendo antiche chiese, piccole spiagge e panorami incantevoli del lago. La pesca continua a essere una parte importante della vita locale. E non c'è nulla di meglio che gustare piatti a base di pesce fresco nei ristorantini del borgo. Numero 12. Alba. Conosciuta come la capitale delle Langhe, in Piemonte, Alba è famosa per i suoi vini pregiati e il tartufo bianco, uno dei prodotti gastronomici più rari e apprezzati al mondo. Le strade della città ospitano numerosi eventi gastronomici, soprattutto durante la stagione del tartufo in autunno. Oltre alla sua ricchezza culinaria, il borgo vanta un affascinante centro storico con torri medievali ed edifici storici che raccontano la storia della città attraverso i secoli. La visita di una cantina locale, per degustare il vino Barolo o il Barbaresco, è un'esperienza che combina cultura, storia e il piacere del palato. Numero 13. Riva del Garda. Situata all'estremo nord del lago di Garda, è un incrocio di cultura, natura e storia. Questo borgo è circondato da imponenti montagne che offrono una varietà di percorsi per escursionisti e ciclisti. Il lago stesso è un paradiso per gli amanti degli sport acquatici, come la vela e il windsurf. Inoltre, il centro storico di Riva del Garda, con i suoi palazzi veneziani e la fortezza medievale, racconta la storia del borgo attraverso i secoli, mentre i caffè lungo il lungolago sono il posto perfetto per rilassarsi e godersi la vista. Numero 14. Bellagio. Conosciuto come la perla del lago di Como, Bellagio è situato all'incrocio dei tre rami del lago,
offrendo panorami romantici che hanno ispirato artisti e scrittori per secoli. Le strette strade in pietra, i giardini lussureggianti e le ville eleganti rendono Bellagio una delle destinazioni più romantiche d'Italia. I visitatori possono esplorare i giardini di Villa Melzi o Villa Serbelloni, godendo di una straordinaria varietà di piante e viste panoramiche sul lago. Inoltre, i ristoranti del borgo servono eccellenti piatti locali, con ingredienti freschi pescati direttamente dalle acque del lago. Numero 15. Ussò. Questo piccolo borgo nella Valle Chisone, in Piemonte, è noto per i suoi murales colorati che raccontano la vita quotidiana e la storia della regione. Ussò è uno dei borghi più belli d'Italia e offre un tuffo nella tradizione alpina con le sue case in pietra, le fontane e le stradine lastricate. La natura circostante è ideale per passeggiate nella foresta o escursioni più impegnative nelle montagne vicine. La comunità locale è fiera delle sue tradizioni, come la produzione di formaggi e salumi, che i turisti possono scoprire e degustare, in occasione delle varie feste e mercati locali. Numero 16. Venzone. Questo borgo medievale, completamente restaurato dopo un devastante terremoto nel 1976, è un simbolo di resilienza e conservazione. Le mura che cingono Venzone raccontano una storia lunga secoli, mentre il Duomo gotico al centro è un tesoro di arte e architettura. La peculiarità di Venzone non si limita alla sua architettura. Ogni anno il borgo ospita la Festa della Zucca, un evento colorato che celebra la cucina locale e le tradizioni autunnali. Gli amanti della storia possono anche visitare le mummie di Venzone, conservate nella cripta della Cappella di San Michele. Numero 17. Bardolino. Sulle rive orientali del lago di Garda, Bardolino è famoso non solo per il suo lungolago caratteristico, ma anche per i vigneti che producono l'omonimo vino rosso. Le passeggiate lungo il lago al tramonto offrono viste spettacolari, mentre le cantine della zona invitano a degustazioni di vini e olio d'oliva locali. Il borgo è vivace e accogliente, con numerosi negozi, ristoranti e caffè che animano il centro. Durante l'anno, Bardolino celebra il vino con festival che attraggono visitatori da tutto il mondo.
Numero 18. Cervo. Affacciato sul Mar Ligure, Cervo è un borgo che domina la costa con le sue case color ocra e il famoso Festival internazionale di musica da camera. Passeggiando tra i vicoli stretti e scalinate, si scoprono angoli segreti e viste mozzafiato sul mare. La chiesa di San Giovanni Battista, esempio sublime di barocco ligure, è il cuore pulsante del borgo, e il suo sagrato è una delle aule concertistiche all'aperto più incantevoli d'Italia. La tranquillità e la bellezza di Cervo ne fanno una meta ideale per chi cerca pace e ispirazione. Numero 19. Dolce Acqua. Questo borgo ligure molto rustico è noto per il suo antico ponte in pietra, che Monet immortalò in uno dei suoi dipinti. Dolce Acqua combina l'architettura medievale con il vibrante verde della natura circostante. Il castello dei Doria sovrasta il borgo, offrendo una vista panoramica sulla valle. Gli stretti vicoli e le piccole piazze sono il cuore pulsante della vita locale, dove i turisti possono assaggiare specialità regionali come la michetta, un pane dolce tipico del luogo. Il borgo è anche un ottimo punto di partenza per escursioni nelle vicine montagne o lungo la costa. Numero 20. Varenna. Posizionata sulle rive del lago di Como, Varenna è una località caratteristica, conosciuta per le sue case colorate che si specchiano nelle acque del lago. Questo tranquillo borgo è meno affollato rispetto ad altre località del lago, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un'atmosfera più tranquilla. I giardini botanici di Villa Monastero offrono una passeggiata incantevole tra piante esotiche e viste sul lago, mentre il lungolago è l'ideale per una passeggiata serale. Il borgo è anche famoso per la sua offerta culinaria, che include pesce fresco del lago e risotto alla milanese. Numero 21. Monte Gridolfo. Questo borgo emiliano-romagnolo, perfettamente conservato, è immerso tra le colline che guardano verso il mare Adriatico. Monte Gridolfo è un esempio eccellente di restauro conservativo, dove ogni edificio medievale è stato restaurato con cura per mantenere il suo aspetto originale. Le mura del castello offrono una vista panoramica che si estende fino al mare. Il borgo ospita anche un museo dedicato alla linea gotica, un importante fronte durante la Seconda Guerra Mondiale.
Numero 22. Palma Nova. Questo borgo è unico nel suo genere ed è famoso per la sua struttura stellata, cioè una fortificazione a forma di stella a 9 punte che è visibile anche dall'alto. Fondato nel XVI secolo come fortezza veneziana, Palma Nova è un esempio di pianificazione militare che oggi attrae non solo gli appassionati di storia, ma chiunque sia affascinato da architetture uniche. Oltre a esplorare le imponenti mura e bastioni, i visitatori possono godere di un tranquillo caffè nelle piazze simmetriche del borgo. Il borgo offre anche diversi eventi culturali e storici, che celebrano il suo patrimonio, tra cui rievocazioni in costume e visite guidate. Numero 23. Merano. Questa cittadina termale nel Trentino Alto Adige incanta con il suo mix di cultura italiana e austriaca, riflettendo un ricco patrimonio storico. Conosciuta per le sue acque curative e i paesaggi alpini, offre giardini ben curati e passeggiate eleganti lungo il Passirio. Il suo centro storico è un labirinto di strade acciottolate, perfetto per una passeggiata rilassante. Le terme, i caffè storici e la passeggiata di Tappiner, che regala viste meravigliose, rendono Merano un luogo ideale per chi cerca una fuga rilassante nella natura. Numero 24. Etruble. Situato nella regione della Valle d'Aosta, Etruble si distingue per il suo incantevole contesto montano e per essere uno dei borghi più belli d'Italia. Questo piccolo borgo offre un mix affascinante di arte e storia, con un museo all'aperto che comprende opere di artisti internazionali. Le antiche case in pietra e i balconi fioriti conferiscono a Etruble un carattere rustico ed accogliente, mentre le vicine montagne sono un paradiso per gli escursionisti in estate e per gli sciatori in inverno. La cucina locale, con piatti a base di ingredienti montani come formaggi e salumi, riflette la ricchezza delle tradizioni alpine. Numero 25. Brunico. Situato nel cuore delle Dolomiti, Brunico è un vivace borgo che combina perfettamente la cultura alpina con le amenità moderne. Famoso per il suo affascinante centro storico, offre un'ampia scelta di boutique, caffè e ristoranti che servono piatti tipici della cucina tirolese. Il castello di Brunico, che domina la città dall'alto,
Ospita un museo etnografico che illustra la vita tradizionale delle popolazioni alpine. Nei dintorni, le numerose piste da sci e i sentieri per escursioni attirano sportivi da tutto il mondo, rendendo questo paesino una destinazione perfetta per gli amanti della natura e dell'avventura. Numero 26. Porto Venere. Questo borgo caratteristico si trova sulla costa della Liguria, all'ingresso delle famose Cinque Terre. Porto Venere è celebre per la sua bellezza naturale e le sue costruzioni colorate, che si affacciano direttamente sul Mar Ligure. La chiesa di San Pietro, costruita su uno sperone roccioso che si affaccia sul mare, offre una delle viste più spettacolari della regione. Gli stretti vicoli medievali conducono a piccole piazze, dove i turisti possono gustare il pesce fresco locale. È anche un punto di partenza ideale per esplorare le Cinque Terre, sia via terra che via mare. Numero 27. Peschiera del Garda. Situato all'estremità meridionale del lago di Garda, Peschiera del Garda è un borgo ricco di storia e cultura. Le sue fortificazioni, parte del sistema difensivo della Serenissima Repubblica di Venezia, sono state recentemente riconosciute come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il borgo è non solo un luogo di interesse storico, ma anche un vivace centro turistico, che offre una vasta gamma di attività acquatiche sul lago. Il suo centro storico è un labirinto di strade strette che offrono scorci rustici, ideali per una passeggiata serale. Inoltre, la città è circondata da rinomati vigneti che producono alcuni dei migliori vini del Veneto. Numero 28. Brisighella. Questo borgo medievale in Emilia-Romagna è famoso per le sue 3 colline, ciascuna sormontata da una struttura storica, il castello, la torre dell'orologio e il santuario. Brisighella è anche conosciuta per i suoi caratteristici vialetti coperti chiamati Via degli Asini, originariamente utilizzati dai lavoratori delle cave di gesso. Oggi, il borgo mantiene un'atmosfera tranquilla e rilassata, con strade in pietra che invitano a passeggiate lente. È anche famoso per la produzione di olio d'oliva DOP e per i suoi vini, che si possono degustare nelle cantine locali. Numero 29. Desenzano. Situato a sud del lago di Garda, Desenzano combina il fascino di un antico borgo di pescatori con l'energia di una città moderna.
il punto di partenza ideale per esplorare il lago e le sue attrazioni. Inoltre, il centro storico offre boutique alla moda, caffetterie e ristoranti dove gustare piatti a base di pesce fresco. Desenzano è anche ricca di storia, con rovine romane e un castello medievale che domina il panorama della città. La vivace vita notturna e le frequenti manifestazioni culturali attirano turisti di tutte le età, rendendolo un borgo vivace ed accogliente. Numero 30. Malcesine. Ancora sul lago di Garda, Malcesine è incastonato ai piedi del Monte Baldo, offrendo spettacolari vedute del lago e delle montagne circostanti. Il borgo è dominato dal Castello Scaligero, una fortezza ben conservata che ospita un museo e offre una vista panoramica incantevole. È anche famoso per il suo impianto di funivia, che porta i turisti in cima al Monte Baldo per escursioni o semplicemente per godere del panorama. Il centro storico, con i suoi vicoli stretti e negozi di artigianato locale, è il luogo ideale per passeggiare e scoprire l'atmosfera autentica di questa città ricca di storia. Numero 31. Chiusa. Situato nella caratteristica Valle Isarco, il borgo di Chiusa è un incantevole mix di cultura tedesca e italiana. Conosciuto anche come Clausen, questo luogo è famoso per i suoi edifici medievali che sembrano usciti da una cartolina. Le strette vie in pietra del centro storico sono fiancheggiate da antiche case e botteghe d'arte, dove gli artisti locali espongono le loro opere. Chiusa è anche un ottimo punto di partenza per esplorare i vigneti della regione e le colline circostanti, che offrono fantastiche opportunità per passeggiate o gite in bicicletta. Non perdete anche una visita al monastero di Sabiona, che si erge maestoso su un promontorio roccioso e offre una vista magnifica sulla valle sottostante. Numero 32. Cinque Terre. Le famosissime Cinque Terre, una serie di 5 borghi costieri quali Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso. Sono rinomati per la loro straordinaria bellezza e il loro paesaggio culturale, tanto da essere state designate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Caratterizzate da case colorate e terrazzamenti agricoli, costruiti su ripide scogliere che si affacciano sul Mar Ligure, le Cinque Terre offrono sentieri escursionistici spettacolari che collegano ogni borgo.
Oltre alla bellezza naturale, questi borghi sono celebri per i loro vini prodotti localmente e per la cucina ligure, come il pesto, che attira i buongustai da tutto il mondo. Numero 33. Neive. Questo tranquillo borgo situato nelle Langhe, regione del Piemonte famosa per i suoi vini e tartufi, è noto per le sue vie medievali e la sua architettura ben conservata. Anch'esso è classificato come uno dei borghi più belli d'Italia e offre una combinazione irresistibile di storia, cultura enogastronomica e paesaggi mozzafiato. Le cantine del borgo invitano a degustazioni di vini prestigiosi come il Barbaresco, accompagnati da salumi e formaggi locali. Il centro storico, invece, con i suoi edifici e le botteghe artigianali, trasporta i visitatori in un'altra epoca. Numero 34. La Zise. È un incantevole borgo sulla sponda orientale del lago di Garda, noto per la sua storia, la natura e un'atmosfera accogliente. Le strade in pietra e le antiche mura del centro storico raccontano la lunga e ricca storia del borgo, mentre il Castello Scaligero, una fortezza medievale, è una delle principali attrazioni. Il lungolago, con caffè all'aperto, ristoranti e gelaterie, è perfetto per una passeggiata rilassante. Inoltre, le spiagge di ciottoli e le acque chiare del lago invitano al relax e alle nuotate, e il porto turistico aggiunge un tocco rustico al luogo. Numero 35. Vipiteno. Nella regione del Trentino Alto Adige, Vipiteno offre un perfetto mix di architettura medievale e paesaggi alpini. Questa piccola città, con le sue torri colorate, vie lastricate e l'atmosfera accogliente, è stata un importante centro commerciale nel Medioevo. Oggi, attrae turisti con i suoi mercatini di Natale, le piste da sci nelle vicinanze e le escursioni in montagna. Non dimentichiamo di nominare anche il Duomo di Santa Maria, con il suo magnifico altare, e di sottolineare i prodotti locali come lo yogurt e i formaggi di montagna. Numero 36. Salò. Situato sulle rive del lago di Garda, Salò è un elegante borgo con una lunga passeggiata lungo lago e un'impressionante architettura rinascimentale. Il lungolago è il luogo ideale per una passeggiata rilassante, con vista sulle acque tranquille e circondato da caffè e gelaterie.
Il centro storico, invece, è un labirinto di strade strette con negozi, boutique, ristoranti che servono pesce fresco e piazze affascinanti. Il Museo di Salò, situato nella ex chiesa di Santa Giustina, offre una prospettiva sulla storia della regione attraverso arte e artefatti locali. Numero 37. Menaggio. Cambiando lago e spostandoci sul lago di Como, Menaggio affascina con la sua elegante passeggiata lungo lago e le viste panoramiche sulle acque del lago stesso. Questo borgo vanta una storia ricca, evidenziata dal castello medievale che sovrasta la città e dai numerosi edifici storici nel centro. Menaggio è perfetto per gli amanti del golf, con uno dei più antichi e prestigiosi golf club d'Italia. I visitatori, da qui, possono anche prendere un battello per esplorare altre famose località sul lago, come Bellagio e Varenna. Le sue spiagge, inoltre, sono un luogo rilassante per godersi il sole e l'acqua, mentre i numerosi sentieri escursionistici nelle colline circostanti promettono avventure all'aria aperta. Numero 38. Cividale del Friuli. Questo borgo storico, fondato da Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii, da cui deriva il nome della regione Friuli, è un tesoro di storia e arte. Cividale del Friuli è noto per il suo impressionante patrimonio longobardo, che include il Tempietto, un capolavoro dell'arte altomedievale riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Le sue strade acciottolate conducono a piazze incantevoli, musei e al Ponte del Diavolo che offre una vista da paura sul fiume Natisone. Il borgo è anche famoso per i suoi vini, con numerosi vigneti che circondano la città e offrono degustazioni e tour. Numero 39. Isole Borromee. Le isole Borromee non sono un unico borgo, ma un gruppo di 3 isole sul lago Maggiore, ciascuna con caratteristiche uniche. Isola Bella è famosa per il suo opulento palazzo barocco e i giardini terrazzati che sembrano galleggiare sull'acqua. Isola dei Pescatori, invece, è l'unica ad essere permanentemente abitata, con una stretta striscia di case e ristoranti che servono pesce fresco del lago. Isola Madre, infine, la più grande delle 3, è rinomata per il suo giardino botanico, un'oasi di pace con esemplari rari di piante e uccelli esotici. Queste isole offrono un'escursione perfetta dalla terraferma, permettendo ai turisti di immergersi nella bellezza e nell'eleganza di un tempo.
Numero 40. Molveno. Questo incantevole borgo si trova nell'abbraccio delle Dolomiti del Brenta, a poca distanza dal famoso lago di Molveno, noto per le sue acque cristalline che riflettono le vette montuose circostanti. È un paradiso per gli amanti degli sport all'aria aperta, con opportunità per escursionismo, mountain biking e in inverno sci. Il lago offre momenti di relax, con la sua spiaggia ben attrezzata, e le aree picnic, mentre il centro del borgo è un gioiello di ospitalità montana, con ristoranti che servono piatti tradizionali trentini, come canederli e strudel di mele. Numero 41. Orta San Giulio. Situato sulle rive del lago d'Orta, questo borgo è noto per la sua atmosfera tranquilla e la bellezza romantica. Il cuore di Orta San Giulio è l'isola di San Giulio, raggiungibile con un breve tragitto in barca. L'isola è dominata dall'antica basilica dedicata al santo omonimo, un luogo di pace e meditazione. Tornando sulla terraferma, le strette vie del borgo conducono a piazze carine e caffè, dove ci si può rilassare o chiacchierare godendo della vista sul lago. Orta San Giulio è un rifugio perfetto per chi cerca una foga dalla frenesia quotidiana. Numero 42. Apricale. Questo borgo medievale si trova nelle colline della Liguria, vicino alla costa. È caratterizzato da stradine strette che serpeggiano tra antiche case di pietra, offrendo un'atmosfera di altri tempi che incanta sicuramente i turisti. Il Castello della Lucertola, che domina il borgo, ospita mostre d'arte ed eventi culturali. Apricale è famoso anche per i suoi ristoranti che servono cucina ligure tradizionale, tra cui piatti a base di olive taggiasche e il famoso pesto. Il borgo, inoltre, circondato da terrazzamenti di ulivi, è un perfetto esempio di come la storia e la natura si intreccino armoniosamente. Numero 43. Madonna di Campiglio. Madonna di Campiglio, situata nel cuore delle Dolomiti di Brenta, è una rinomata località alpina perfetta per le vacanze, in ogni stagione. In inverno, offre oltre 150 km di piste da sci e snowboard, impianti di risalita moderni ed eventi internazionali come la Coppa del Mondo di sci alpino. In estate, la località è ideale per escursioni, mountain bike e arrampicate, con sentieri che conducono a laghi alpini e rifugi caratteristici. Il villaggio combina un'atmosfera raffinata con eleganti boutique, ristoranti gourmet e caffè accoglienti. Le spa e i centri termali offrono momenti di relax e benessere.
È quindi la destinazione ideale per una vacanza nelle spettacolari Dolomiti di Brenta. Numero 44. Camogli. Camogli, sulla riviera Ligure, è un borgo marinaro caratteristico, noto per le sue case colorate che si affacciano sul Golfo Paradiso. Il lungomare, con i suoi ristoranti di pesce e di bar, è il cuore pulsante del borgo, ideale per una passeggiata rilassante con vista mare. Camogli è anche famosa per la Basilica di Santa Maria Assunta, un imponente edificio religioso che si erge direttamente sulla spiaggia. Ogni anno, infine, il borgo celebra la Sagra del Pesce, un evento che attira visitatori da tutta Italia per gustare il pesce fresco cotto in gigantesche padelle. Numero 45. Sirmione. Questa città termale, situata su una stretta penisola che si spinge nel lago di Garda, è una delle destinazioni più popolari del luogo. Sirmione, infatti, è famosa per le sue acque termali ricche di minerali, che hanno attirato turisti sin dall'epoca romana, come testimoniano le rovine della grandiosa villa di Catullo, situata all'estremità della penisola. Il Castello Scaligero, inoltre, con le sue torri e le mura merlate, offre una vista spettacolare del lago. Oltre alle terme, il borgo è anche un luogo vibrante di cultura, con boutique, gelaterie artigianali e caffè che animano le vie del centro storico. Numero 46. Castellarquato. Tornando in Emilia-Romagna, questo borgo è arroccato su una collina che domina la valle del fiume Arda. Castellarquato è perfettamente conservato, con le mura medievali, il Palazzo Roccolo e la piazza monumentale che trasportano i turisti indietro, ad epoche passate. Il centro storico è un labirinto di vie, che conducono al suggestivo Duomo e al Museo Geologico, che offre una prospettiva unica sul paesaggio locale e sulla sua formazione. Il borgo è anche famoso per i suoi eventi storici, tra cui rievocazioni medievali che rivivono le tradizioni e l'atmosfera di epoche passate. Numero 47. Gressoney. Questo borgo si trova nel cuore della Valle d'Aosta e fa parte delle comunità Walser, che hanno conservato le loro tradizioni e lingua per secoli.
Gressoney è diviso in due parti principali, Saint-Jean e la Trinité, entrambe circondate da una natura imponente e incontaminata. La zona è perfetta per gli amanti degli sport invernali, con piste da sci che si estendono per chilometri, ma anche in estate si trasforma in un paradiso per escursionisti e ciclisti. Le case e gli hotel in stile alpino tradizionale arricchiscono il panorama, rendendo il tutto ancora più suggestivo. Numero 48. Barolo. Nel cuore delle Langhe piemontesi, Barolo è un nome che evoca immagini di colline ricoperte di vigneti e cantine che producono uno dei vini più prestigiosi al mondo. Infatti, oltre ad essere un paradiso per gli amanti del vino, è un borgo che offre un bellissimo centro storico, con il Castello Falletti di Barolo che ospita il Museo del Vino. La zona circostante è un mosaico di paesaggi agricoli, ideale per passeggiate o gite in bicicletta, ed offrono sia viste idilliache che la possibilità di visitare altre cantine locali per degustazioni e per scoprire i segreti della vinificazione. Numero 49. Dozza. Situato nelle colline tra Bologna ed Imola, in Emilia-Romagna, è noto per il suo festival biennale di pittura murale, durante il quale artisti da tutto il mondo trasformano le facciate delle case del borgo in tele colorate. Le opere d'arte permanente conferiscono a Dozza un'atmosfera vibrante e contemporanea, in netto contrasto con la sua architettura medievale. Inoltre, il borgo è dominato dalla Rocca Sforzesca, un castello ben conservato, che ospita ora una mostra di arte medievale e rinascimentale. Dozza è anche rinomata per la sua enoteca regionale, situata nelle cantine del castello, dove è possibile degustare e acquistare vini locali. Numero 50. Grazzano Visconti. Questo borgo neogotico è un esempio unico di ricostruzione storica, avvenuta all'inizio del XX secolo, ideata e realizzata dal duca Giuseppe Visconti di Modrone. Situato in provincia di Piacenza, Grazzano Visconti evoca l'atmosfera di un villaggio medievale, con i suoi edifici in stile, le armature e gli arazzi che adornano le strade e le piazze. Oltre ad essere un set cinematografico perfetto, il borgo ospita mercatini artigianali, rievocazioni storiche e feste a tema che attirano turisti interessati a fare un tuffo nel passato. I giardini del castello, inoltre, aperti al pubblico, offrono un'oasi di pace con fontane e specchi d'acqua.